Buonasera, benchiatazze a Gnovis. Una grande operazione dalla Guardia di Finanza di Napoli, mettuta in piz per contrastare l'evasione fiscale, attocchiata anche la nostra regione. Le Flamis Zalis hanno chiatat fur una rete di società situate in diversi bandi d'Italia, finalizzati a un imbroi un'evore imberdeate di passe 40 milioni di euro. Bese tirà su in maniera illecite con l'evasione dall'IVA e dall'ISACISIS. Perquisizioni e sequestri sono stati fatti non solo in Friuli, Vignesi e Giulia, ma anche in Campania e in Lazio. In un'occasione, una delle società aveva passato a un'altra 15 milioni di litri di gasoli, facendo l'operazione in esenzione dalla CISE, anche se non aveva più il titolo per farlo, causando così un'evasione di bot di 10 milioni di euro. E è stata arrestata una persona anche in Friuli, Vignesi e Giulia in tal'ambito dell'operazione del Carabinieri di Reggio Calabria, quindi una cosche mafiose dall''ndrangheta. I reati che sono incolpati, vintenuti, arrestati, dalle province di Reggio Calabria, Pavie, Udine, Terni e Catanzaro, sono di associazione criminale, produzione, traffico e detenzione illegale di droghe, detenzione illegale di armi e munizioni, estorsioni ingravate plurime e traffico e uso di banconotis pusticis. Si presentano come dipendenze di una compagnia di distribuzione dal metano e a domande di entrare dentro i testiasis per fare controlli, ma non si fa intorteare e fa sfente di clamare il nevot. È succeduto a Rivignandola che una femmina di 85 anni è arrivata con questo semplice trucco a far stiampare i due truffadors che si erano presentati sulla porta di chiesa. Dopo aver clamata vos forte il nevote, che però non gli era in chiesa, la femmina ha chiamato queste volte per da bon i carabinieri che come sono da ur a investigare sul caso. Dopo le aggressioni ai dams dai lavoratori dal trasporto pubblico regionale, due autisti dalla giornata di ieri hanno chiappato pacchi e sono stati uffinduti intanto che facevano il loro lavoro. Le aggressioni fisiche hanno chiappato i autisti di Arriva Udine e un collega da aziende Trieste Trasporti. Per irregolarità di viaggio segnalati come è previsto dal regolamento, i due lavoratori sono stati chiappati di smire un con 3 punti dal stomi per mano un viaggiatore, il secondo con menacci spudadis e sburtons per mano di 4 persone. Tutti i due sono stati dopo accompagnati in pronto soccorso per avere l'assistenza. Incidente sul pueste di Vore a Tarcin, là che un operario di un cantiere ha patito una lesione a un pite colpe di un pes che alle colate di adalt. L'omp è stato menato in urgenza in ospedale a Udine con la soprognosi e riservate. In tal cantiere sono arrivati i carabinieri, adunque i tecnici dall'ispettorato dal lavoro. Arrivano un'altra volta, d'ogni 2000 per i casi di infezione di Covid in Friuli Vignesi e Giulia, 1931 per la precisione tali ultimi 24 ore a fronte di 7.953 tamponi molecolari e antigenici. 7 sono le persone ricoverate in terapie intensive, con 173 pazienti ospitati invece che altri sari medici. Di metti in evidenza anche 2 morti, un in provincia di Udine e un a Pordenone. E proprio per il grande numero di infezioni e alta l'attenzione in grandi eventi, in concerti. Il spettacolo dai Maneskin a Roma rischia di saltare dopo che tanti medici e virologi hanno domandato di cancellare il concerto che si pensa che potesse arrivare 70.000 spettatori. Protesti in regione dove che proprio i Maneskin hanno fatto registrare 27.000 presenti. Gli organizzatori di concerti domandano di essere lasciati liberi di lavorare, visando che se si torna a Sierra
o a limitare gli avvenimenti, tutto il settore al poter essere no soltanto più fuori dalla crisi. E a sonda ora arriva a 4 milioni e 200 mila euro per il Friuli Vignesi e Giulia per affrontare le emergenze dal SEC. La nostra regione è una delle 5 che il governo ha deliberato per loro il stato di emergenza, cui consorzi di bonifiche che hanno di qualche di deciduto limitazioni e razionamenti e anche qualche comune. L'ultima è l'estate Irkel di Udin che ha deciduto di serà gli spontanei della città, l'ha proibito di mangiare giardini e di lavare le macchine. La regione e ha preparato un plan straordinario di 18 milioni di euro per laghe e uso di irrigazione con la creazione di nuovi soparis e il completamento di chiese in vie di preparazione. Il progetto dalla pista ciclabile Partacà, vie di Udine alla frazione di Laucià, al momento alvarà di restare al scansel. L'amministrazione comunale di fatto condotte che ha a disposizione i BES non arriva ad ore di chiattà furo un'impresa disponibile a fare il lavoro, come che non sclarisse il sindaco Beppino Govetto. Queste difficoltà che vengono scontrate ultimamente, di fatto quindi appaltare o quindi mettere in volo insomma, la realizzazione di una pista ciclabile fra Pavia e Lauciac e di fatto non c'è imprese disponibili a accettare questi incarichi. O sappiamo che tante imprese si sono super impegnate come per via dal super bonus, dal 110%, per cui sono attori, si vedono in tanti cantieri, tanti così opere che stanno partendo anche a livello privato e al pubblico fa sfatture a recuperare queste imprese. Se dopo mettiamo d'ogni anche al fatto che tra i nostri uffici purtroppo non viene sempre il personale che sia numericamente adeguato, no? Anche per sviluppare una progettualità, perché non basta avere il progetto pronto, dopo bisogna svilupparlo per cantierarlo. Quindi sono difficoltà che si continuano ad affrontare unitamente al fatto che dopo dal Covid e considerando che il Covid all'enchimò un lavoro presente, anzi, stiamo vedendo che i casi tornano a aumentare in maniera così un lavoro preoccupante, insomma, anche a livello di realtà sociale, di tessuto sociale, di associazioni, una difficoltà a ripartire, a cercare l'entusiasmo per mettere in volo magari iniziative, fiesti o seradi o attività sociali che prima erano presenti. E Udin si prepara a fare feste paesei sans patrons con un calendario pieno di avvenimenti. Non sai presente l'assessor Fabrizio Cigolotto. Ho vinto 3 momenti importanti per la festa dai sans patronos dal città di Udine e dalle diocesi di Aquileia. La prima sarà la presenza dalla Cappella Musicale Pontificia Sistina, che è il coro dal Papa, che viene da Roma, per allietare, per valorizzare la Santa Messe solenne che si tiene in dom dalle mattine di Martas 12. E a sera dal Sagrato, dalla cattedrale proprio, Simone Cristicchi con l'orchestra Naonis e il coro del Friuli Venezia Giulia diretti dal maestro Walter Sivilotti tenerà un concerto, uno spettacolo musicale dal titolo Paradis con la possibilità di Senebri e Luz, l'ingresso è gratuito, è un'occasione che il Comune al volo free a tutti i concittadini, a tutti coloro che vogliono venire a Viodi, di stare insieme e di assistere a un gran bel spettacolo. E poi il dì dopo, sempre il coro del Papa, la Cappella Musicale Pontificia, sarà in Domo, in Cattedrale Ancemò, per un concerto particolare di musiche sacris e io credo che siano 3 momenti, un lavoro importante per far conoscere il legame profondo che unisce la città, l'amministrazione comunale, alle ridris di Iglesia di Aquileia, alle ridris cattoliche de Sofede. E anche per usgnota le dut, gnovi saltorne domani sere a Nuf mancul vinc. Mandi e buone serate.